Nel frattempo, perché oggi è San Valentino, cambiamo un po' le carte sul tavolo. Allora, Duse, tutti quanti adesso dopo questo video vorranno imparare a fare il forcolaio. Sarà dura però. Guarda, sarebbe un ben perché questa è una delle arti che abbiamo a Venezia che è anche un po' il simbolo, se pensiamo anche semplicemente a e a gondola e appunto a forco ed a gondola, mi stesso addirittura con i miei filmati mi negò una che è piccinina di fianco sempre, che è della San Pierota, un'altra barca. Ecco, fare questo mestiere, perché è un mestiere, è un'arte, è una roba che dovrebbe essere rivista e tutelata. Rivista nel senso, non stravolta e rivoluzionata, ma bensì protetta e tutelata. Perché è vero che adesso, per esempio, che abbiamo solamente parlando di gondole, che ne abbiamo su per giù 500, e quindi tutto quello che riguarda l'indotto di quello che si fa, cioè un remer, fa appunto per imbarcazioni tipiche della laguna il suo lavoro. Però se si riuscì comunque questo tipo di mestiere di tenerlo ancora dentro Venezia. È ben difficile che ti trovi qualcuno che si metta a fare i forco e i remi, tanto più le barche tradizionali nostre, che sia da fuori, da qualche altra parte che non sia Venezia. Quindi c'è una tradizione. Spieghiamo innanzitutto che sì. Duse, che la forcola è quella, se non ho capito male, è quella base di legno dove si innesta il remo, giusto? Ho capito più o meno, sì, diciamo, sì. È a man che tiene il remo, è a man che tiene il remo lo collega alla barca. Così magari anche chi a Verona ha capito insomma che cos'è. Allora in sostanza il concetto che penso che diciamo Duse e gli altri saranno d'accordo è quello del fatto che bisogna comunque pensare che certe tradizioni devono essere tramandate. È un peccato che certe